Benvenuti agli insegnamenti di Sua Santità il Jagua Karmapa sulla vita di Atisha. Stiamo aspettando la traduzione inglese di Khenpo David Karma Chopel. Siamo in attesa della traduzione in inglese. Chiedo scusa, ma abbiamo dei problemi tecnici. Appena risolti riprenderemo a tradurre. Finalmente abbiamo risolto i problemi di traduzione. Scusate per il ritardo nella traduzione, ma abbiamo avuto dei problemi tecnici. Sua Santità il Karmapa aveva iniziato dicendo dell'importanza degli insegnamenti di Atisha, dell'importanza, come dire, del suo intervento in Tibet. C'erano già degli insegnamenti che sono stati dati in Tibet, ma non erano stati praticati correttamente. Per cui, per quanto riguarda la diffusione degli insegnamenti in Tibet, dobbiamo assolutamente ringraziare Lord Atisha per il suo contributo straordinario. Per quanto riguarda la vita di Atisha, il tempo
982 d.C. è l'anno di nascita di Atisha, è una sua biografia, è nato nell'anno della tigre femmina di fuoco. In generale ci sono, ci sono, come dire, c'è un dibattito riguardo all'anno della nascita, però per quanto riguarda la sua data di nascita, nell'India medievale, l'India era divisa nella zona centrale, orientale, occidentale, nord e sud. Quindi l'India era divisa, l'India era divisa in varie zone e Atisha è nato nella zona orientale, in quello che adesso è il Bengal. In questo momento quella zona fa parte del Bangladesh, ma al tempo del Medioevo quella regione faceva parte dell'India, adesso fa parte del Bangladesh. Il luogo esatto dove è nato Vikramapura era uno dei suoi nomi e la zona era Zahor, quindi nelle ricerche attuali riguardo al luogo di nascita di Atisha è in Bangladesh, il paese è il Bangladesh ed è un distretto di cui non ho capito il nome, adesso devo ritrovarlo. Vikramapura. Nel Medioevo questo luogo era noto come la città di Vikramapura. Dal X al XIII secolo quella zona faceva parte del Gandhara. Quindi Atisha è nato nell'India orientale, come c'è scritto nel testo che si chiama Lode in 30 versi di Don Trempa, che afferma la prospera terra del Bengala. Tuttavia questa terra in questo momento appartiene a Bangladesh. Comunque Atisha è considerato un Mahasiddha, un maestro indiano. Un po' come il Buddha essendo nato a Lumbini, qualcuno dice che il Buddha è nepalese, ma all'epoca della nascita del Buddha quel territorio, scusate, faceva parte dell'India, quindi dal punto di vista storico il Buddha è indiano. Kalyana Chandra era il nome di suo padre, Prabhati era il nome della madre, Prabhati. Hanno avuto tre figli, fra questi tre figli Atisha era il figlio di mezzo, Chandragarbha era il suo nome all'epoca. Dal punto di vista Kalyana Chandra era il nome del padre di Atisha.
Kalyana Chandra. Era il terzo re della dinastia Chandra nel Bengala orientale, regnò dal 975 al 1000 d.C., Common Area in inglese, Common Era, quindi dal 975 al 1000 d.C. Queste informazioni vengono dalla biografia di Drona e la sua nobile famiglia, la famiglia del padre, veniva dalla linea dei re di Zahor. C'è un'altra informazione importante. Durante il periodo del re tibetano Drisun Detsen, 200 anni prima della nascita di Atisha, 200 anni prima della nascita di Atisha, Shantarakshita si recò in Tibet e anche lui era veniva da quella parte dell'India e quindi veniva dalla stessa area, della stessa dinastia. Quindi provenivano dalla stessa linea familiare, lignaggio familiare. Se noi guardiamo a questa influenza di questi due maestri indiani, l'influenza che questi maestri indiani hanno avuto sulla storia del buddismo tibetano a 200 anni di distanza, il primo coinvolto con la prima diffusione del Dharma, il secondo Atisha coinvolto con la seconda diffusione del Dharma, vengono entrambi dalla stessa parte dell'India e vengono dallo stesso lignaggio familiare. È qualcosa di veramente speciale, qualcosa di straordinario e probabilmente questo ci deve essere sicuramente una ragione speciale per questa connessione. Quando Atisha era un bambino molto intelligente, era conosciuto con il nome che aveva, da bambino era Chandragarbha, scusate, era rispettoso nei confronti dei suoi genitori, era bello, chiunque era molto obbediente ai genitori, chiunque lo vedeva ne rimaneva incantato, affascinato. Quindi a volte è detto che era attraente, molto attraente dal punto di vista fisico. A causa di questo anche i maestri liberi da qualsiasi desiderio lo guardavano con particolare attenzione. Aveva una presenza molto, molto bella, magnetica. E per questo motivo è sempre stato trattato molto bene. Lui stesso disse ero bello, quindi tutti i maestri erano contenti di vedermi. E le persone spontaneamente sviluppavano fede e fiducia in lui a causa anche della sua apparenza straordinaria. Aveva una connessione particolare con Tara quando era giovane, ha avuto visioni di Tara una volta mentre dormiva nel palazzo. C'era stato un rumore molto forte non è arrivata la traduzione, scusate.
A un certo punto c'era uno scorpione, si è manifestato uno scorpione davanti a lui e si avvicinava al corpo di Atisha. Atisha non era per niente spaventato, non era per niente intimorito da questo. Lo scorpione piano piano se ne andò e, e a causa del potente sguardo di Atisha lo scorpione se ne andò. È detto che questo era un segno che prima di vedere la sua divinità, la divinità con cui aveva una particolare connessione, avrebbe avuto degli ostacoli. E il giorno successivo ci fu un altro grande rumore, un tuono, un crepitio, un tuono, e quando guardarono videro che sua madre andò a vedere cosa stava accadendo. Vede che sua madre vide un fiore di Utpala blu appena cresciuto, appena sbocciato. Atisha disse che in quel momento ha visto il volto di... Quindi sua madre ha visto un fiore di Uppala, mentre Atisha disse che in quel momento lui vide Tara, il volto di Tara. Da quel tempo in poi, da quel momento in poi, quando aveva dubbi, domande o qualcosa che non riusciva a completare, a fare, da quel momento in poi, lui faceva delle offerte davanti a un dipinto di Tara, faceva delle preghiere, delle aspirazioni anche, anche se Tara non diceva nulla, solamente grazie all'atto della sua fiducia, del fare offerte nei confronti delle immagini di Tara, i suoi dubbi erano dissolti. E questo a dimostrare la connessione importante che Atisha aveva con Tara. Questo fin dall'età molto giovane, fin da quando aveva 10 anni, studiò medicina, le varie arti, scrittura, la grammatica, la pronuncia, e le ha imparate perfettamente tutte queste arti. Da 10 a 21 ha studiato tutte queste cose. Quindi fino ai 20 anni studiò grammatica, logica, anche logica non buddista, e studiò tutte queste discipline in modo completo. Lui stesso disse di avere una conoscenza perfetta di tutte queste arti, 64 arti. Quindi sia per quanto riguarda la logica, sia per quanto riguarda la grammatica. E quindi a causa del fatto di essere così erudito, lui aveva la possibilità di, come dire, di avere un dibattito soddisfacente, di spingere nell'arte del dibattito qualsiasi opponente. Quando lui aveva 15 anni ascoltò gli insegnamenti sulla la goccia del ragionamento e poi dibatté con un erudito che non era buddista, un erudito che sembrava molto esperto. Secondo Geshe Dolung Chenpo, questo racconto viene da questo Geshe. Più tardi, dopo che Atisha andò in Tibet, quando Atisha andò in Tibet non c'era nemmeno il termine
eh, come dire, verità o qualcosa che può essere asserito dal punto di vista logico, non c'era neanche la parola per definire questo e quindi è merito di Atisha. Un'altra storia interessante è quella di Banton, che stava recitando un lungo Dharani di Avalokiteshvara e lo benediceva portando grandi benedizioni. Atisha disse nessuna delle benedizioni poteva venire dalla pronuncia del mantra di Banton, di questo maestro, perché ogni benedizione, siccome la pronuncia non era corretta, ogni benedizione in realtà veniva dalle sue intenzioni gentili, dalla sua motivazione, dalla sua bodhicitta. E a causa di questo, eh, Atisha disse a un certo punto si ferì alla mano e chiese a questo maestro, per cortesia, con le tue intenzioni gentili, benedici la mia mano affinché possa guarire. E poi c'è un altro episodio in cui Atisha disse, voi in Tibet non avete nemmeno una parola per indicare ciò che è logico, ciò che è valido dal punto di vista logico. E quindi non avete la possibilità di dibattere con nessun altro erudito di nessun'altra tradizione o di tradizione non buddista. Se venissero in Tibet, voi non avete la possibilità di sostenere un dibattito con i non buddisti. Quindi non solo ha studiato queste arti, Atisha, ma ha studiato anche, quindi non solo la filosofia buddista, ma studiò anche i Tantra quando aveva 22 anni. A un certo punto andò nella montagna nera, nel tempio della montagna nera, e c'era un lama, un pandita, Rahula Gupta, e Atisha ha ricevuto le iniziazioni da Guru Rahula Gupta e Rahula Gupta diede ad Atisha il nome di Janavajra, quindi diamante oppure scettro della saggezza. Ebbe visioni di Evajra, Yamantaka, ricevette tutte le istruzioni sui tantra del padre, su quello della madre, ha ricevuto un sacco di insegnamenti, un sacco di trasmissioni. Più tardi incontrò il guru Avadutipa e imparò da lui molti rituali per quanto riguarda il mantra Yana. C'è un dibattito su quanti anni abbia speso con Guru Avadutipa, Avadutipa. E molti degli insegnamenti che questo guru ha dato ad Atisha riguardavano la via di mezzo. Avadutipa. E quindi ha ricevuto questi insegnamenti sulla via di mezzo, lo Yogacara. Da questo punto di vista, per questo motivo sembra che Atisha fosse particolarmente esperto nella trasmissione della tradizione dello Yogacara. Ecco perché la visione dello Yogacara si è diffusa per merito di Atisha. Tutto quello che ho raggiunto, diceva questo guru,
Ho raggiunto grazie a questa visione, quindi questa è la visione che tu dovresti imparare se vuoi avere le stesse realizzazioni che ho avuto io. 콩기 튜몽 거지 내가 라마 가지고 세베기 튜몽 모임베 어디 버스나 라지 담배 Ho 취 trascorso 세네 molti anni con 제자 Avadutipa. 오늘 Avadutipa. 아니 Qualcuno dice per 7 anni, altri dicono per 12 anni. In ogni caso trascorse molti anni con questo maestro. 한시 망아 롭주 망도 섬섬시 대야 오늘 이 저이 쇠베 콜이야 르낭 줄라 한세지 드리지 줄라 가지고 해버려 텔레야 아니 윈드다 자 얼굴로 굽다 버지야지 콩야 지단디 버지야 지 라마 주버터는 시사심이다 제버도지 시에시 컨트롤 루덴 토바 드리지 디 Era un maestro particolare, Avadutipa. 조지가 A volte, quando gli era stato chiesto di dare insegnamenti, non dava insegnamenti. A volte, nel cuore di una conversazione ordinaria dava gli insegnamenti più profondi. 림마 인베가 라마 무시비치 예나샤 시시시에 창티소 오마라 유튜브 추 강가래야베 딩와 띵체네 A un certo punto stavano attraversando un ponte, questo guru si gira verso Atisha e dice: 아니 상아 무슨 fino a quando tu non sarai libero dell'attaccamento all'ego, 바라나 신기 야 아와 두디 봤어 devi 되게 더 trattenerti da azioni 딜라마 negative. 저게 라마 개체샤다 다시 그러나 저를 아와 두디 봐도 로 듄때 말했어 다시 그러나 로 듄이 Non ha usato molte parole. 그래서 수도 이대로 로 무대 말했어 아와 두디 봐 쉬야 라마 지군도네 조여게 조 Ogni singola parola che questo maestro diceva, Atisha era in grado di portarla a compimento, di realizzarla completamente. 디버슈아 라마 지당 우마베 임베 우마베 나로네 nenjurjube La storia dice che 갑자기 야샤로 Atisha ha studiato con tantissimi maestri, 제작공 nenjurjube ha 디군세 seguito molti guru che hanno raggiunto delle siddhi, quindi praticanti di Tantra che hanno raggiunto delle realizzazioni. 조지 베베qabla 로마 카셰 조제레가 케게 nenjurjube 우마베 따완 징베 그래서 가르레 지도 슈주산에 아니 조지가 아니 우마 라마 아와 두디발이야 그디 더라 슈비 Qualcuno dice che sono 3 anni che ha studiato con Atisha, 아니 7 anni. 니루 통보스 디균세면 되는 거라네 아니 따완 짱고 레시세 레시세 갈로 우마 로기베 Un altro dei maestri con cui ha studiato Atisha si chiama Santipa. 그래야 라마 아워도 Quando Atisha ha studiato la Prajna Paramita in 8000 versi, 로마 무슨 텐주산에 scusate ma abbiamo dei problemi di connessione, adesso è proprio sparita. 까메 진주 Purtroppo la traduzione non è chiara perché 남유이 딱 도마세 non arriva chiaro nell'audio e quindi non riesco a tradurre. 까메 나요 근데 쌌는 거 Adesso non abbiamo neanche più la voce, 다는 신기 상상이 neanche l'immagine. 로마 유이 최나로 Comunque riprendo dai miei punti, quindi uno dei guru più famosi di Atisha è Shantipa e a quel tempo lui era il maestro più famoso della scuola Mind Only. Atisha studiò con lui la Prajna Paramita in 8000 versi, Shantipa negò ogni spiegazione della via di mezzo e facendo ciò la visione della via di mezzo di Atisha divenne più chiara, disse. Questo è quello che disse Atisha. 아니 루브르도 라마 Atisha aveva una grande fede nella tradizione di Chandrakirti e in breve trascorse molto tempo con il guru Avadutipa 시도 넘버 민바 e non ebbe mai una conversazione ordinaria. A volte chiese insegnamenti, 세동 개발지
senza, come dire, prestare grande attenzione, ma offrendo mandala d'oro e non gli veniva insegnato nulla. Altre volte invece non chiedeva insegnamenti, ma veniva insegnato quando c'era poco tempo. Reading Papa Keba Ripeto la storia raccontata precedentemente. Una volta Altisha e il suo guru, Avadhutipa, stavano attraversando un ponte stretto e Avadhutipa si girò e disse: figlio, finché non sarai libero dall'attaccamento all'ego, evita anche il più piccolo dei frutti karmici che maturano. In breve descrisse come ogni parola del suo guru potesse portare una realizzazione straordinaria. Atisha ricevette il Dharma da molti guru, da molti maestri, e in particolare ricevette insegnamenti da molti maestri della tradizione tantrica, e molti di questi maestri avevano raggiunto le varie siddhi. Atisha stesso praticò la condotta yogica come insegnato dal guru Avadhutipa, senza paura, praticò in modo da abbandonare questo atteggiamento di avere aspettative, hope and fear, speranza e paura. Atisha trascorse 6 anni praticando la condotta yogica, vivendo come uno yogi,